tanti contatti domenica scorsa, oggi abbiamo superato 200 contatti, sono numeri impressionanti. Però parliamo della tua squadra, seconda vittoria consecutiva. Tu già domenica scorsa ci avevi detto attenzione a Lugo. Sì, perché avevo anche letto i commenti dell'allenatore di Bologna, una squadra che ha questi lunghi stranissimi che fanno tutto, no? Non si capisce, credo che la media dell'altezza fosse... Facciamo 2 metri, 2 ma metri e anche 2, qualcosa, no? esatto, in più. Però Quindi, mezzi lunghi, molto dinamici, bella squadra, sono stati bravi a tenere botta anche quando siamo andati quasi a più 20, credo più 18. Più 16. Più 16. Ci hanno creduto, però noi di più, quindi noi siamo più bravi, questo è il dato di fatto finale. Leggendo le statistiche, Marco Mlinar ha fatto di tutto di più, è andato in doppia cifra nei punti, è andato in doppia cifra nei rimbalzi, ma per caso in azienda serve qualcuno che pulisca qualcosa? Sì, no, intanto pulisce l'area molto bene. No, è stato anche oggi un gioco corale, tutti i ragazzi hanno tenuto duro fino alla fine, ci hanno creduto, delle note positive, altre che dobbiamo ancora aspettare, ma comunque complessivamente bella squadra, siamo veramente una bella squadra. Buon seguito anche di pubblico, ragazzi del gruppo deciso si sono fatti sentire, il resto dei tifosi sono andati dietro, si organizza una corriera per mercoledì a Trieste, ci sarà il Pallarubini? Io al 90% non lo so ancora, se sono a Udine ovviamente ci sarò, ma se sono fuori città purtroppo dovrò vedervi, sarò uno di quelli che vi segue via streaming. Ben fatta. Altre note liete, positive, Pilotti, non si scopre nulla, Di Viccaro? Sì. Tutti, guarda, Di Viccaro, Pilotti, lo stesso Mlinar, Piazza ha giocato bene, stiamo aspettando un po' Poltroneri che mi dicono che ha un percorso più lungo per il recupero complessivo e ha anche un tipo di muscolatura che fa sì che lo si debba aspettare un po', però ha difeso molto bene in ogni caso. E bella squadra, una bella squadra. La panchina lunga avete visto che serve? Sì, ma serve anche magari avere un play di riserva, no? Anche Anello scendo dalla panchina ha fatto una buona partita. Ma è un campionato lunghissimo e durissimo. Abbiamo una squadra che non si capisce quali siano le riserve, quali sia il primo quintetto, è una squadra talmente ben costruita secondo me che non può che migliorare ulteriormente perché deve credere di più nei propri mezzi che sono veramente enormi. Grazie Press, buona serata. Grazie a tutto il pubblico che mi pare essere in 650 persone questa sera. Per una prima con la Barcolana, il sole e tutto molto bene. Parecchi. Grazie a tutti. Grazie Press a te. Padre Pilo, benvenuto a FVG Sport Channel, complimenti perché domenica dopo domenica, ok che sono passate solamente 2 giornate di campionato, però ti stai inserendo sempre più all'interno di questo gruppo, stai facendo tante cose che magari nelle statistiche non si vedono. E mi sono permesso di ribattezzarti come lo Storrook della più. Adesso mi sto facendo crescere i capelli, sotto ce li ho rasati. No, prima di tutto grande vittoria, bravi ragazzi. Mi dispiace che ho lasciato la partita a 6 minuti dalla fine, 7 minuti dalla fine, però ci ho dato tutto, mi è andata male coi falli. Poi siamo stati bravi, partita difficile. C'è Lugo, aveva vinto settimana scorsa contro la Fortitudo, una partita che comunque aveva dominato, arrivano qua con molta fiducia. Poi gli mancava Villani e comunque mancando un giocatore importante secondo me è andato il 150%, neanche il 110%, quindi siamo stati bravi, noi sappiamo, dobbiamo lavorare, siamo una squadra nuova, è rimasto solo Zacchetti e Piazza l'anno scorso e Mattias, no? E Mattias, appunto, comunque cito Mattias che è entrato dopo 37 minuti di panchina, è riuscito a dare il suo contributo e non è facile, stati bravi tutti, partita difficile, poi anche se il quarto abbiamo rischiato un po', però alla fine stati in vantaggio dall'inizio alla fine. Il presidente Pedone ha detto questo, Lugo ha una batteria di lunghi, dinamica, di mezzi lunghi. Che difficoltà hai riscontrato nell'affrontarli? Guarda, loro sono partiti con Chiappelli che non conoscevo, che ha fatto 3 su 3 da 3 e comunque sono rimasti in partita subito e poi hanno preso fiducia. Poi vabbè, loro hanno Farioli, comunque anche lui è un altro giocatore che non vedi in campo, ma non vedi nelle statistiche, però comunque fa sempre il suo, soprattutto difensivamente. Loro oggi hanno giocato con tanti quintetti grossi e magari con Pederzini da 3 ci hanno messo in difficoltà spalla canestro. Noi potevamo magari fare anche un po' meglio difensivamente, però magari abbiamo rischiato un pochino più sto canestro, però abbiamo tenuto bene ai loro esterni. Un messaggio ai tifosi, mi pare che tu li abbia anche ringraziati per il rapporto, soprattutto il gruppo deciso durante la partita, no, che abbiano dato. Sì, io la prima volta che giocavo qua a Udine avevo visto un po' durante l'amichevoli
mi ha fatto enorme piacere, ho visto comunque un pubblico coeso e una curva appunto che ha fatto una bolgia, comunque una bella bolgia, cioè, nonostante anche nei momenti in cui siamo andati in difficoltà ci hanno sempre sostenuto e alla fine anche questo secondo me ha fatto la differenza. Ringrazio ancora tutto, poi mi hanno detto che comunque vengono anche a Trieste mercoledì, quindi siamo a posto. Ci vediamo appunto al Pala Trieste mercoledì. Pino, buona doccia. Grazie, vi aspettiamo a Trieste, abbiamo bisogno di voi, grazie. Ci siamo già visti domenica scorsa a Pisogna, è andata bene anche questa sera. Anche tu come il tuo presidente avevi messo in guardia tutto l'ambiente da Lugo e così è stato, no? Allora, sicuramente difficile. La Lugo è una squadra fisicamente veramente grossissima ed oggettivamente noi oggi non siamo preparati tatticamente ad affrontare, soprattutto difensivamente, una squadra così attrezzata. Dobbiamo sicuramente allenare e migliorare il nostro quintetto con due lunghi, quindi con Mlinar, Zacchetti o Principe, perché oggi avevamo una taglia in meno in ogni ruolo e in certi momenti l'abbiamo pagata. Però detto questo, penso che la difficoltà finale sia nata all'inizio. Abbiamo avuto questo problema tattico oggettivo, poi abbiamo dato una botta di energia sia difensiva che in attacco e abbiamo fatto vedere veramente grandi cose, e quando la partita sembrava messa in ghiaccio, probabilmente a livello di energia mentale abbiamo mollato qualcosina e abbiamo perso l'inerzia probabilmente fino all'ultimo secondo, perché loro probabilmente alla fine avevano qualcosa di più. Durante l'estate mi dicevi, vedrai che l'uomo chiave sarà Mlinar. Ti do ragione, quest'oggi ha fatto di tutto. Non so se sarà l'uomo chiave, io spero che ce ne sia più di uno. L'uomo chiave sarebbe l'obiettivo, che ce ne siano tanti. Però Mlinar, che è arrivato qua a Udine un po' da sconosciuto perché questo girone non l'ha mai giocato, io sapevo che ha un'energia, una cattiveria e una durezza fisica e mentale che in questo campionato può fare veramente la differenza. Oggi penso che abbia fatto 17 rimbalzi, 35 di valutazione, sì, quindi in assoluto un grande bravo a Marco. Voglio stuzzicarti perché ti guardo spesso durante la partita. Quando Gio Zacchetti ha segnato quella tripla di tabella, hai subito scaraventato Mlinar sul cubo dei cambi, no? Perché in precedenza Joel non aveva tenuto in difesa contro Legnani? No, perché Joel può prendere tutti i tiri da 3 punti che vuole, ovviamente, per cui lui ha una buona mano, però tutti i buoni tiri. Lì mi è sembrato quasi una reazione forse per rientrare in partita, perché di fatto non c'era stato. Invece io vorrei che i giocatori riuscissero ad essere, non Joel, tutti un po' più lucidi anche quando le cose non vanno bene, e cercare di fare la cosa giusta per la squadra. Oggi ci siamo messi tutti un po' in proprio in alcuni momenti, cosa che magari si nota così perché c'è tanta gente che punta le mani, ma dobbiamo sicuramente giocare più assieme, passandoci più la palla, anche perché quando lo facciamo siamo veramente micidiali. Ultima battuta, mercoledì il derby contro lo Jadran a Trieste, che partita sarà? Sono partite difficili da interpretare, perché qua a sentire chi parla da fuori sembrano tutte passeggiate. Lo Jadran è una squadra che in questo momento ha 2 sconfitte, però è un derby e loro a livello di attaccamento alla maglia penso che siano la squadra numero 1 non del girone ma forse d'Italia, perché loro veramente sono legati alla loro squadra, al loro club e alla loro tradizione, e quindi noi dobbiamo sicuramente andare a Trieste ben concentrati per fare una partita tosta. Siamo qui con coach Ciocca. Ciao Cece. Ciao Simone. Prima al Pala Crisafulli, squadra come detto prima con coach Cadeo veramente forte. Se posso dir la mia, probabilmente siamo all'inizio del campionato, anzi sicuramente siamo all'inizio del campionato, ci aspettiamo una Pordenone più determinata in difesa, un po' come è stata l'anno scorso. Vedo che sorridi. No, sai che invece io lo vedo proprio al contrario. Ho detto, parlavamo adesso, poi giustamente ognuno la vede a suo modo. Io invece ho visto tolto un paio di 2 o 3 errori banali che abbiamo fatto molto meglio in difesa che in attacco.
questo è il mio parere. In attacco invece abbiamo spesso giocato individualmente, spesso la palla non circolava come volevamo, abbiamo subito molto la pressione di una squadra chiaramente molto fisica, però io mi aspettavo sicuramente per il lavoro fatto durante questo precampionato meglio in attacco. In difesa, insomma, abbiamo tutta una squadra importante a 74 punti, per assurdo abbiamo fatto la votazione più alta di loro, però abbiamo giocato 2 quarti, secondo il terzo, assolutamente poco di squadra, cercando di risolvere individualmente le problematiche che si stavano dipanando nella partita, e poi chiaramente siamo veramente un cantiere aperto, perché è ovvio, è evidente che abbiamo giocatori che, l'esempio emblematico di Toscano che parte in un modo incredibile, però poi alla fine dei 2 quarti scompare, perché in tutti questi anni prima di venire a Pordenone il campo lo vedeva poco, quindi le energie le ha consumate in un quarto e mezzo, poi è scomparso, quindi questo è un problema. Altri giocatori devono lavorare tanto ed è evidente, altri giocatori devono non abbattersi, perché ho visto alcuni giocatori che al primo o secondo ore sono battuti, e questo, come dicevi giustamente tu, non può succedere. Abbiamo reagito ancora nell'ultimo quarto. È chiaro che dobbiamo lavorare tanto, però penso che non fosse questa la partita che dovevamo giocare punto a punto. Sicuramente è inciso, ma non è questo una giustificazione, il fatto che non abbiamo giocato, e si è visto la domenica precedente, il fatto di riposare una settimana in più, adesso giocare 3 partite in una settimana sicuramente non è stata una concausa che ci ha favorito sicuramente. Ripeto, chiaramente Montichiari non era come dire, la squadra migliore per la prima. Potevamo sicuramente fare meglio, specialmente nei 2 quarti centrali, perché il primo quarto abbiamo tenuto bene botta. Sì, si è tirato male da 3 punti, anche in modo particolare. È anche quello. La differenza sostanziale è che Montichiari ha tirato col 57 da 3 e noi abbiamo tirato col 21. E quindi, ma anche lì, se si va a rivedere, io dico che i nostri tiri da 3 erano molto più aperti di quelli di Montichiari, che spesso ha tirato con l'avversario addosso o su cambi difensivi, su picchiarone, hanno fatto canestro. Senti, oltre così, per, insomma, parlare un po' dei singoli, sicuramente oltre a Daniele Toscano, anche Federico Di Prampero, che viene da 2 anni di esperienza, ma di pochi minuti, insomma è un dato di fatto, ha bisogno di avere anche un po', no? Il problema probabilmente è stato questo, perché se andiamo a vedere, appena abbiamo iniziato a ruotare, il primo quarto abbiamo tenuto 20-18, poi appena abbiamo iniziato a fare le rotazioni siamo andati sicuramente in difficoltà, perché questo dobbiamo saperlo, e questo ci fa subito svegliare, ci fa subito capire, al di là delle buone intenzioni di tutti, perché tutti quanti diciamo sì, facciamo bene, però alla fine questo è il campionato, e 2 schiaffi subito come abbiamo presi adesso forti in faccia ci faranno bene, ma forse fanno capire a tutti che gli obiettivi quest'anno sono quelli di salvarci. Come quelli dell'anno scorso, ricordavamo in telecronaca che anche l'anno scorso... Poi alla fine l'anno scorso perdemmo 5 partite le prime 6, ma alla fine poi il lavoro che noi facciamo, importante, vi assicuro che faremo, la speranza è che questo lavoro porti queste evidenti falle che sono nella nostra squadra in futuro a giocare meglio, perché ovviamente abbiamo, e questo lo diremo, perché 7 giocatori su 10 con media età di 20 anni, di quali 5 di 19 anni, per cui questo con squadre di questo genere che hanno 8 senior su 10, perché bisogna tenere conto di tutte le cose. Poi questo non giustifica il fatto che, ribadisco, un paio di quarti la squadra non mi è piaciuta per niente. Senti Cesare, meglio ritornare in campo subito. Avete la possibilità di farlo mercoledì a Darzignano, neopromossa, insomma potrebbe già essere un'occasione importante, e poi appuntamento di nuovo qui al Palla Crisafulli domenica successiva fra 7 giorni con Crema. Due partite difficilissime, perché Arzignano in casa ha vinto nettamente col Giaden, il Giaden ha lottato con l'Urania, e Crema mi sembra che abbia vinto 2-2, per cui questo campionato è veramente complesso, però io ho fiducia nei miei giocatori, e so come stiamo lavorando, però abituiamoci all'idea che sarà da soffrire tanto. Però ringrazio il pubblico molto numeroso oggi, ci ha applaudito anche alla fine, anche se abbiamo preso 14 punti in faccia. Però... È esigente ma non dimentica. No, ma la speranza è quella che continua a seguirci, però
passiamoci la testa da un certo punto di vista, però non andiamo a pensare che tutto sarà semplice, che noi vinciamo sempre, che non ci sono altre squadre, ne passa tanta, però ciò non toglie che noi dobbiamo sicuramente migliorare e col lavoro lo faremo. Basket School, come commenti la prima vittoria del campionato? Diciamo che agli occhi degli spettatori sicuramente non è stata una bella partita, era importante il risultato, eravamo alla vigilia la squadra favorita di questa partita ed era pericoloso partire col piede sbagliato, soprattutto pensando che la prossima partita giochiamo contro la corazzata Bologna. È importante il risultato, abbiamo vinto abbastanza bene, abbiamo difeso bene, sicuramente dobbiamo migliorare in attacco e assolutamente migliorare le percentuali ai tiri liberi, che è stata catastrofica. C'è stata sicuramente una reazione dal primo tempo al secondo, terzo quarto, che si è rivelato fondamentale alla fine della partita. Sì, già nel secondo quarto abbiamo avuto una reazione, abbiamo chiuso mi pare sul 16-7 quel quarto, l'allungo l'abbiamo fatto inizio terzo quarto, quando ovviamente abbiamo difeso un po' di più e ci siamo spinti in contropiede, poi abbiamo di nuovo avuto un po' un calo e ci siamo rilassati un po' troppo e forse potevamo gestire un po' meglio gli ultimi due quarti, ci siamo un po' accontentati. Due parole sul prossimo incontro? Il prossimo incontro è a Bologna, in un campo già difficile contro una squadra composta praticamente da 10 giocatrici che giocavano in A2 l'anno scorso, compresa Alice Romagnoli che giocava qua qualche anno fa, e sicuramente loro sono i favoriti per questa partita. Noi andiamo con i 2 punti presi oggi e vediamo come va la partita. Eccoci in diretta qui dal Pala Benedetti con Federico Pozzecco, top scorer della partita. Partita andata alla grande, prima di campionato, prima vittoria. Come commenti? Diciamo che come prima partita direi che è andata bene, visto che abbiamo vinto. C'è ancora molto da migliorare, c'è molto da lavorare su molti aspetti, dobbiamo unirci un po' di più come gruppo, però intanto i primi risultati cominciano un po' a vedersi. Come hai trovato la squadra avversaria? Ti aspettavi meglio o peggio? Il livello è cambiato rispetto all'anno scorso? Diciamo che il livello è molto cambiato rispetto all'anno scorso. Questa squadra, come molte altre, sono tutte squadre under, quindi spesso ci troveremo ad affrontare squadre comunque under 19 eccetera, che comunque sono brave, però il livello è molto più basso della 2. Avete dimostrato una reazione rispetto alla scorsa settimana al torneo di Monfalcone, che non è andato benissimo. Penso che Sinone si debba ritenere soddisfatto. Credo proprio di sì, anche perché lì abbiamo fatto una figuraccia, quindi dovevamo assolutamente rifarci. In più, essendo la prima partita in casa, dovevamo dimostrare al nostro pubblico che quest'anno deve aver voglia di venire a vederci. Sempre in diretta qui dal Pala Benedetti dopo la partita della Delser Basket School. Questa volta qui con me Alessandra Mio. Stessa domanda di Federica. Come commenti questa vittoria, la prima vittoria del campionato? Allora, innanzitutto dovevamo rompere il ghiaccio. La prima partita sapevamo che l'avversario comunque non è uno dei più temibili, ma comunque non dovevamo sottovalutarlo. E diciamo che abbiamo approcciato bene la partita rispetto alle amichevoli che abbiamo fatto a inizio campionato, però tutto sommato è andata bene. Forse l'unica pecca i tiri liberi, che abbiamo sbagliati veramente tanti, però tutto sommato bene. Anche a te chiedo, rispetto all'anno scorso, comunque era una U2 l'anno scorso, quest'anno una 3, com'è il livello? È cambiato, migliore, peggiore?
Allora, come livello di squadra diciamo che siamo tra le più favorite, dicono. Poi noi siamo una buona squadra, puntiamo molto diciamo, sulla coesione, sul creare un gruppo forte, magari non partire dal presupposto che siamo le favorite oppure insieme a Bologna. Quindi stiamo creando il gruppo, diciamo. Ringrazio Alessandra che è riuscita a non ridere all'intervista e allora ci salutiamo qui. In bocca al lupo per la stagione. Crepi.